riconoscimento, il brevetto dell'Unione Europea, un brevetto che inevitabilmente apre nuovi scenari sul fronte del turismo. Sentiamo. Hanno proprietà antinfiammatorie identiche a quelle dei farmaci in commercio. Sono i fanghi termali euganei le cui caratteristiche benefiche da oggi, con un brevetto, sono riconosciute anche dall'Unione Europea. Un importante passo in avanti per il rilancio del turismo nella zona delle terme. I dati sulle presenze paiono confortanti, ora un nuovo impulso per l'arrivo di altri visitatori. In un mondo in cui la comunicazione è molto veloce, in cui a volte ci sono anche illusionismi fatti per pubblicizzare qualcosa di virtuale, qui abbiamo una certificazione che non lascia dubbi circa un beneficio che fa il fango termale delle terme. Dice molto anche per il turismo. Diciamo che si aggiunge qualcosa a degli aspetti culturali, naturalistici e storici che sono una caratteristica indiscutibile della nostra area delle terme euganee. Le ricerche dell'Università di Padova e di altri atenei italiani hanno dimostrato la presenza di principi attivi che indicano nel fango delle terme la cura ideale per i problemi alle articolazioni e alle ossa, ad esempio. L'acqua altamente mineralizzata che scorre sotto il territorio di Abano e Montegrotto permette lo sviluppo di questo tipo di fango. I turisti apprezzano, vengono sempre più dall'est Europa, molti russi, mentre tornano i tedeschi. Crescono le presenze di brasiliani e sudamericani anche. Cercheremo ovviamente di diversificare quello che è la nostra offerta. È ovvio che quella del termalismo e quella della ricerca scientifica volta ad aumentare la qualità dei trattamenti è assolutamente il nostro core business, quindi assolutamente puntiamo a rafforzare ed a migliorare sempre di più la nostra identità non solo a livello nazionale ma anche a livello europeo, in modo tale da dare un servizio qualitativo di eccellenza a tutta l'Europa. E soprattutto una testimonianza che qualifica la nostra risorsa rispetto alle altre. Bisogna ammettere che l'investimento dei nostri imprenditori sta dando i suoi risultati. Non soltanto le terme più grandi d'Europa, ma anche quelle scientificamente più all'avanguardia. Una meta d'eccellenza che ora punta ad essere la capitale europea del turismo salutare. E adesso una notizia che ha del clamoroso, perché secondo il settimanale Chi, Belen Rodriguez avrebbe scelto i colli euganei